EasyJet ha deciso di chiudere la base all'aeroporto Marco Polo di Venezia per la forte contrazione dei voli a causa dell'emergenza Covid-19. Una sorta di pausa invernale lunga un semestre, con l'auspicio di ritornare in primavera se il flusso di voli tornerà a livelli utili a coprire almeno le spese. Anche questo è il frutto della situazione attuale. Voi avete visto, il Veneto è stata la regione in Italia che più ha sofferto per il calo del turismo. La regione che più ha sofferto, abbiamo perso 2/3 dei turisti. È inevitabile quindi che le compagnie aeree debbano ridurre il numero di voli, perché è un problema di passeggeri e di sostenibilità dei voli. Io spero che, come quando c'è stato da aprire e da sfruttare le occasioni del mercato, noi siamo sempre stati capaci di sfruttare tutte le occasioni che si presentavano, stiamo lavorando oggi per affrontare la riapertura, non appena ci sarà, nel migliore dei modi. Gli aeromobili continueranno a circolare anche se in numero ridotto per il Marco Polo, ma quelli di base in laguna rimarranno parcheggiati e i dipendenti in congedo. Marchi però rassicura. Il viaggio in aereo è un viaggio che dal punto di vista dell'epidemia è un viaggio assolutamente sicuro. Gli aeroporti sono sempre stati dei luoghi ipercontrollati per i temi della sicurezza prima e per i temi dell'epidemia oggi. Viene misurata la temperatura all'entrata nel terminal, ci sono i distanziamenti, c'è tutto quello che consente di poter affrontare il passaggio in aeroporto in tutta tranquillità. È chiaro che nel momento in cui si vede l'epidemia salire, è chiaro che noi tutti ci sentiamo più insicuri e quindi, pur nella sicurezza del viaggio aereo, siamo meno portati a spostarci.